Partita che è cominciata proprio in questo momento con il calcio inizio del Umori che arrivano dallo speaker che sentirete benissimo che ancora sta enunciando le formazioni, e poi dal pubblico catanese che come al solito sempre molto presente anche in trasferta, quasi 1 migliaio di persone per sostenere il Catania anche qui all'Ocri. Come sempre Ferraro è entrato subito dopo tutti i giocatori del Catania e subito dopo l'ingresso delle squadre è andata a salutare Canonico e ora è qui che sta seguendo le prime fasi della partita. A te. Grazie Marco, è ovviamente inusuale il fatto che ancora lo speaker racconti quelle che sono le formazioni a partita ampiamente iniziata, è iniziata da 40 secondi. La Catania in possesso di palla, si fa vedere Vitale, siamo sulla corsia esterna di destra difensiva, spazzano lontano, insegue il pallone Lorenzini per il Catania, lo rimetterà con le mani, scambia comunque il ruolo di rimettere il pallone nuovamente in gioco con Castellini, si fa vedere Andrea Russotto, il taglio sbaglia però la misura del passaggio in pressione sul portatore di palla, e adesso manovra invece il San Luca, apertura sulla corsia esterna di destra con Reinero, viene comunque controllato da Lorenzini, sistema poi il pallone di testa, Vitale perfeziona il rinvio, poi arriva Rizzo, molto pressing nella parte iniziale di questa partita. L'arbitro aveva fischiato prima del tiro che ha interessato la prima parata di Betters, ma il gioco era abbondantemente fermo. Sull'altro fronte invece c'è Chiarella, il controllo di Chiarella, il Daigabai sulla corsia esterna di destra con il gol al Catania, il gol di Andrea Russotto che arriva su un assist perfetto di Chiarella che si era involato sulla corsia di destra, lo scambio con Rapisarda e poi Andrea Russotto infila la difesa, subito pronti e via al secondo minuto dall'inizio di questa partita. Rivediamo proprio il momento in cui Russotto di prima intenzione inquadra lo specchio della porta dopo l'assist fantastico di Rapisarda, sono volati sulle due corsie i palloni, adesso quella di destra è stata la corsia maggiormente interessata e guardate la smorfia di soddisfazione di Rapisarda, come se avesse fatto il gol dopo la lunga rincorsa da parte di Chiarella. Io vorrei subito che Marco Carli ci raccontasse le emozioni dalla panchina del Catania. Intanto ti racconto che proprio poco prima del gol l'allenatore del Catania aveva chiamato proprio Russotto dicendogli stai qui proprio sull'esterno, vieni a prendere questo pallone per poi magari andare a chiudere l'azione come è successo nel caso del gol. Esultanza ovviamente per quanto riguarda la rete di Russotto che già indirizza la partita in questa prima fase proprio della gara stessa. Sono passati meno di 120 secondi dal fischio d'inizio del direttore di gara di questa partita, che il Catania è andato in vantaggio. Direttore di gara, ricordiamolo, è il signor Luigi Felice Angeluzzo della sezione di Nola, e Angeluzzo praticamente ha immediatamente dovuto refertare il gol della Catania, il gol di Andrea Russotto che è arrivato al secondo minuto. Erano partiti bene quelli dell'Ocri che comunque stanno giocando quando sono in possesso di palla con questa difesa schierata francamente a tre, e evidentemente improvvida quella che è stata la decisione, quantomeno nell'ottica di quello che è accaduto al secondo minuto dall'inizio di questa partita. Pallone che viene messo fuori, la rimessa con le mani affidata a Fiumara, lo scambio sul corto, il movimento da parte poi sul fronte offensivo di Battista, classe 2004 per il ragazzo schierato in campo nella posizione di esterno a destra, ed era proprio il ruolo che invece inizialmente gli era stato assegnato sulla linea invece difensiva. Traversone all'interno dell'area di rigore, forse c'è un controllo improvvido da parte di Rapisarda con proteste da parte di Reinero, che ha praticamente ritenuto di avere subito un fallo, ma se lo sono fatti praticamente scappare. Traversone in uscita quasi a vuoto da parte di Betters
pericolo comunque scampato per il Catania. Adesso palla fuori, rimessa con le mani, il tempo di organizzare un po' il fronte difensivo del Catania. Nel frattempo chissà, potremmo rivedere anche questa azione pericolosa per il San Luca, che è giunta al quinto minuto nel corso di questo primo tempo, ma ricordiamolo, il Catania è in vantaggio per 1-0. Il gol lo ha realizzato Russotto Rapisarda. Ancora discussioni con Somma, dall'indietro con i piedi per Betters, lo scambio, attenzione, Castellini non si va a trovare comunque in controtempo. La posizione di Battista è statica come esterno di destra. Fiumara invece ricopre il ruolo del terzo centrale difensivo in questo momento. Adesso Jakovlev, possesso di palla per il San Luca. Fiumara, lo scambio in avanti e poi la proiezione ancora una volta di Battista, movimento del numero 88 della formazione di casa. Lo scambio ancora una volta con Fiumara, che inquadra lo specchio della porta e fa un gran gol. Fiumara mette subito le cose in chiaro su come si può praticamente trafiggere il Catania, e al sesto minuto, dopo la visaglia del gol, arriva il gran gol di Fiumara. Tocco di esterno destro, pallone che praticamente fa incartare Betters, sicuramente responsabile nella circostanza. Al sesto minuto, botta e risposta tra le due formazioni. Alla gol di Russotto ha risposto una centrocampo e una marcatura debole sul fronte difensivo di sinistra, dove Battista e Fiumara si erano fatti già largo in alcune circostanze. Bel pallone però, bel gol, mettiamola così, e sicuramente qualche responsabilità per Betters, che aveva il tempo sicuramente di indirizzare meglio l'intervento, che invece ha visto il pallone scaricarsi dopo una parabola maligna all'interno della sette di sinistra della sua porta. 1-1, è una partita apertissima. Abbiamo detto che il San Luca ovviamente non ha nulla da perdere contro il Catania, se la deve giocare. E lì dalla panchina il tecnico Pasqualino Canonico, che dà disposizioni alla squadra, molto aggressivo. Il San Luca, perdere per perdere, tanto vale andare a cercare il movimento sul fronte offensivo. Deve fare maggiore attenzione Castellini. Lorenzini nel frattempo deve recuperare, posizione comunque irregolare, proteste da parte del pubblico di San Luca per il fischio del direttore di gara, che ha comandato il calcio di punizione a favore della Catania. Di minuti ne sono trascorsi 8 e il risultato è di 1-1, amici telespettatori. Il gol di Andrea Russotto subito in apertura a freddo. La risposta del San Luca, che aveva già mostrato parecchia aggressività nelle fasi iniziali. Ricordiamo che giochiamo su un terreno di gioco sintetico che non è stato innaffiato però prima dell'inizio della partita, ma fino a ieri qui all'Ocri la situazione climatica ha inzuppato per bene il terreno di gioco. Russotto sbaglia il tempo dell'appoggio, la chiusura invece facile a questo punto per Augustin, e poi controllo sulla corsia di destra, il gran movimento che strappa gli applausi di Jakovlev, giro su se stesso e poi scarico al compagno di squadra. Attacca adesso il San Luca, ancora il pallone per il giocatore ucraino con la maglia numero 11, lo perde però lungo la linea dell'out dopo l'intervento in chiusura difensiva del Catania, e quindi si riprende a giocare con una rimessa con le mani. Marco Carli, come hai visto da bordo campo quel gol? Gran gol tra l'altro. Gran gol che ha preso anche un po' di sorpresa sicuramente il portiere del Catania. Le sensazioni... Attenzione, scusami, un altro spiovente all'interno dell'area di rigore. Crossano tanto i giocatori del San Luca, non danno probabilmente tempo a quelli della Catania di piazzarsi, ovviamente anche loro, però
vengono trovati in posizione regolare. Scusami Marco, gioco fermo, ti restituisco la linea. La sensazione poi appunto ovviamente il Catania, hanno tutti dalla panchina hanno detto ok calmi, riprendiamo, come se non fosse successo niente, si riprende dallo 0-0. Tanta esultanza per il San Luca e Fiumara che si è rivolto anche al pubblico di casa invitandoli al silenzio, insomma forse un'esultanza un po' polemica, non sappiamo che cosa sia successo nelle precedenti partite, ma certamente ha messo il dito proprio davanti alla bocca per zittire il pubblico. Diciamo che ha avuto però Fiumara tutto il tempo per calibrare il tiro, gran pallone giocato con l'esterno del piede destro, palla che ha disegnato davvero una curva maligna, ma Beters probabilmente poteva arrivarci. Castellini nel frattempo, Francesco Lodi, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, l'apertura sulla corsia di destra per Rizzo, lo scambio con Rapisarda, prova il passaggio Rapisarda, non si fa ingannare però ancora una volta Jakovlev che va praticamente al duello 1 contro 1, poi Sarao, contatto su di lui, calcio di punizione che il Catania si accinge a battere, la motivazione da parte di Rizzo. Sarao nel frattempo si è rialzato, la discussione tra il direttore di gara e il vice capitano della Catania Rizzo, mentre Lodi è pronto a battere il calcio di punizione, nel frattempo ne approfitta per guadagnare una quarantina di centimetri rispetto al punto di battuta e adesso sono praticamente 9 le maglie del Catania, 8 le maglie del Catania, quasi a ridosso della linea che demarca l'area di rigore. Sono 8, 4 da una parte, 4 dall'altra, marcature a uomo in questa fase. Adesso Russotto, la scodella al centro, ritorna nuovamente però sul sinistro di Lodi, l'appoggia Beters, si ferma Beters, aspetta che Castellini rientri, poi preferisce invece indirizzare col destro, ma traversone comunque che spiove dove ci sono le maglie bianche della formazione del San Luca, dicevamo maglia commemorativa con la data di questo incontro proprio per ricordarsi di quello che è accaduto e sicuramente di cose ne sono accadute nei primi 6 minuti di questa partita. Somma, Rapisarda, il sottofondo dei tifosi della Catania, adesso il taglio per Castellini, lo stop di petto di Castellini, l'1-2, poi con Russotto Castellini, il fallo. L'arbitro lascia correre, però può ripartire nel frattempo la manovra del San Luca con calma, con Spinaci all'indietro, poi si fa vedere il capitano che è Carbone, scarica ancora una volta dalle parti di Greco, gioco fermo perché stavolta Sarao commette il fallo, ricambia praticamente l'attenzione, chiamiamola così, ricevuta qualche minuto addietro. L'arbitro si avvede di tutto, comanda il calcio di punizione. Augustinale adesso, giocatore uruguagio con mandato di chiudere la corsia centrale difensiva. Spinaci avanza palla al piede e attenzione perché c'è un gran taglio per Efiane. Efiane entra all'interno dell'area di rigore, il controllo, Lorenzini rinviene su di lui e giocano un calcio veloce questi ragazzi del San Luca e il Catania deve leggermente scuotersi. Andrea Russotto nel frattempo si incarica della ripartenza. Andrea Russotto, palla al piede in seconda battuta, gli sradicano il pallone dai piedi, pronti e via con Fiumara, l'appoggio poi per Battista, si fa vedere Reinero, ma su di lui c'è la chiusura di Somma. Sull'altro fronte invece il Catania prova con Chiarella a rincorrere il pallone troppo profondo, troppo in diagonale. Il campo finisce, la rimessa con le mani a favore del San Luca. Partita veloce con grandi dinamiche e con spazi che vengono lasciati aperti, un centrocampo, quello del Catania, che non sembra in questo momento essere perfettamente allineato, non filtra, più votato alla manovra offensiva che alla chiusura, ma devono fare attenzione quelli della Catania perché là davanti Reinero in posizione centrale, Battista che invece gioca nella corsia di esterno a destra, possono creare problemi. Russotto, lo hanno già fatto, Castellini, ancora una volta però Battista,
lo scarico poi all'altezza del cerchio di centrocampo, ancora il numero 88 che viene, uno e dai e vai, molto bravo, e Fiane, controllo per il giocatore con la maglia numero 26 della San Luca, e torniamo nuovamente in possesso di palla. Chiediamo scusa, ma ovviamente ci alziamo e non si riesce a vedere praticamente granché. Torniamo ancora con il San Luca che però restituisce il pallone a Sarao, lo schiaccia male, è debole, prova praticamente ad indirizzarlo all'interno dello specchio della porta di Vittorio Antonino, ci riesce ma il tiro è praticamente smorzato, arriva facile sulla palla, coperto dall'estremo difensore in maglia e pantaloncini integrale tenuta gialla. Con calma Spinaci con i tacchetti va dalle parti di Fiumara, all'indietro non pressa il Catania e Antonino riesce a rinviare, poi Lorenzini, Russotto, Lorenzini, velocità di prima intenzione con Lodi, Rizzo, lo scambio con Sarao, l'apertura sulla destra per Chiarella, Chiarella avanza, palla al piede, il doppio passo all'interno della rigore di Chiarella, tiro incredibile, pallone che taglia praticamente tutto lo specchio della porta, non riesce ad intercettarlo Russotto, ma che bella giocata quella di Chiarella, il doppio passo, il tiro scagliato, guardate questa è la parte finale, ma incredibile pallone che lambisce il palo di destra della porta di Antonino. Al minuto 16° la giocata di Chiarella che ci sta prendendo gusto quasi al gol dopo averlo realizzato la settimana addietro. Di testa Rapisarda, viene caricato Rapisarda, l'arbitro ferma il gioco, nel frattempo Rapisarda aveva già scaricato il pallone dalle parti di Betters e potremmo magari rivedere l'azione di Chiarella nel suo integrale sviluppo. Catania vicinissimo al gol del 2-0, anzi del 2-1, perdonatemi, risultato di 1-1 tra San Luca e Catania quando siamo giunti al minuto 17°. Lodi, si fa vedere Lorenzini, finora facile la lettura della partita da parte del direttore di gara. Russotto, toccato duro, ancora una volta uno stop, il calcio di punizione a favore del Catania. Lorenzini dice calma, Russotto dice calma, direttore di gara che ovviamente predica ai giocatori di stare comunque calmi. Lodi sul punto di battuta del calcio di punizione in questa seconda giornata di campionato, ovviamente nel girone di ritorno dopo che ha praticamente girato l'angolo del tutto l'integrale girone d'andata. Angelillo non ha precedenti con il Catania. Francesco Lodi nel frattempo scodella all'interno dell'area di rigore, pallone allontanato. Castellini lo gira Betters, Lodi posizione più decentrata, il taglio, lo stop perfetto di Rapisarda, il movimento poi di Chiarella, stavolta gli sradicano il pallone dai piedi, possono ripartire quelli dell'Ocri, se lo riprende Chiarella, commette fallo sul velocissimo esterno della Catania. Greco, l'arbitro comanda il calcio di punizione, finora non ha estratto cartellini gialli, partita che si è aperta dopo il gol del pareggio, poteva stroncarla il Catania, poteva arrivare al raddoppio la formazione rossazzurra. Nel frattempo state vedendo proprio il fallo di Greco su Chiarella, fallo tattico, ma l'arbitro comanda soltanto il calcio di punizione. Lodi lo batte ovviamente come al solito, Russotto con la pianta del piede lo mette a terra, poi prova a farlo filtrare all'interno dell'episodio per Vitale, il tiro e il gol di Vitale, che gol! E qui ovviamente mettiamo nuovamente le cose in chiaro sull'asse Russotto-Vitale, si apre un varco incredibile che non lascia scampo a Vittorio Antonino. Riguardiamo nuovamente l'azione, questo è il momento in cui Vitale scarica il sinistro, che gran gol quello di Vitale, ha avuto lo spazio, il tempo, ma sicuramente la forza, la determinazione, ma anche Vitale dice statevi zitti, si rivolge verso qualcuno
con l'accenno del silenzio, ma mette il pallone in fondo al sacco per un risultato che non fa una grinza. Catania che si è andato vicinissimo al gol del raddoppio, adesso Vitale va immediatamente a parlare e a scaricare la gioia del gol anche nei confronti della panchina, e qui mi è perso che c'è stato anche il richiamo da parte del tecnico del Catania, ma ha visto tutto meglio di noi perché è più vicino. Marco Carli. Sicuramente sì, ma anche tanti abbracci da parte della panchina del Catania per Vitale dopo la rete del 2-1. Qua la panchina si è alzata quasi nel momento in cui Vitale ha preso il pallone, praticamente quasi erano consapevoli di quello che avrebbe fatto, del tiro e poi del gol. Posizione che ti segnalo, quella di Fiumara nel San Luca, perché è lui che praticamente va a coprire sul Russotto quando il San Luca è in fase di non possesso, trasformando la difesa praticamente in una difesa a 4 con Raso dall'altra parte del campo. Diciamo che non ci è riuscito benissimo in alcune circostanze mentre spiove un pallone all'interno del rigore. Attenzione, il movimento a scaricare a parte di Reinero all'indietro, poi si va a vedere sul fronte offensivo di sinistra Gabriele Raso, classe 2003, rincorre il pallone ma il campo è finito con le mani, poi lo scambio con Spinaci all'indietro. Il San Luca adesso si riversa all'interno della metacampo della Catania e parte con Fiumara, arriva Castellini all'interno del rigore, cincisca un po' insieme a Lorenzini, ma ritornano nuovamente prepotentemente quelli in maglia bianca, i giallorossi della formazione di casa. Lo fanno con Greco, poi l'incidenza offensiva, lo scarico per Fiumara, prova ancora una volta a caricare il destro Fiumara, il suo piede è quello col quale ha realizzato il gol dell'1-0, stavolta però il pallone gli rimane piantato per terra, deviazione e calcio d'angolo per il San Luca. Partita apertissima dalla bandierina di destra, batte il calcio d'angolo Raso, classe 2003 per giocatore mancino, mette palla al centro, Vitale l'allontana, può provare una battuta ancora Fiumara, lui queste giocate ce l'ha, lo ha dimostrato, ma adesso in due circostanze la sorte è anche il tiro, gli hanno detto di no, il pallone è scaricato col corpo sbilanciato all'indietro, prende la via degli autobus e di tutte le autovetture di servizio dei carabinieri, delle forze di polizia che presidiano dalla 2 ore e mezza prima dell'inizio della partita tutto l'area del terreno di gioco e dello stadio Magri che ospita questa partita. All'indietro per Vittorio Antonino col destro, poi prova, raggiunge però Castellini, pallone campo finito anche in questa circostanza. Movimento di Fiumara, che è giocatore che si muove tra le linee, parte da quella difensiva, non è un centrale puro perché viene adesso collocato sull'area di destra rispetto al fronte offensivo della formazione di casa. E poi Sarao subisce un fallo ma l'arbitro dice troppo morbido, proteste di Sarao che rimangono praticamente stroncate dalla decisione del direttore di gara. Capitano Carbone all'indietro, ancora Carbone, scaricò su Ale e Ale adesso può controllare, Andrea Russotto recupera la sfera e il movimento di gambe, il tocco per Lodi, guarda a testa alta i compagni, Lodi a due piedi sui quali poter decidere, Rapisarda, spallone all'interno dell'area di rigore e Sarao, quello è un cioccolatino, non è una girata di testa, è praticamente un disimpegno difensivo, peccato perché da quel lato il pallone gli era giunto con i giri giusti. E adesso torniamo nuovamente con il San Luca che si propone in avanti, lo fa con una grande autorevolezza. Fiumara, lo scambio con Spinaci, ancora Spinaci, prendono posizione i centrocampisti del Catania, Chiarella arretra,
Sarao presidia il cerchio di centrocampo, tutta avanti però la formazione di Pasqualino Canonico. Lorenzini con calma preferisce non crossare immediatamente, poi preferisce invece il lancio dritto per Sarao. La posizione comunque regolare dell'attaccante del Catania, segnalata dal secondo assistente del direttore di gara. Adesso pallone Carbone, sottofondo dei tifosi del Catania, che ovviamente sentite, quelli del San Luca sono proprio sotto la nostra postazione, stanno comunque seguendo la partita insieme ai tifosi dell'Ocri, anche una rappresentanza di tifosi giunti da Catania che hanno acquistato il biglietto di tribuna, ma non ci sono pericoli, non ci sono finora stati problemi di nessun genere, di nessun tipo. Greco, poi si fa vedere Jakovlev sulla corsia di sinistra, prende praticamente la discesa, ma arriva prima di lui sulla pallone Somma che gli smorza l'ultimo passo, mette il pallone fuori. Capitano del San Luca, arriva invece il colpo di testa di Castellini con Russotto che viene praticamente superato, e poi il tiro, attenzione, di Adrian Sena Battista, giocatore che rappresenta un piccolo pericolo aggiunto per il Catania. Bisognerebbe probabilmente trovare una contromisura. Carbone, la finta con il sinistro, poi il lancio di destro, poi invece spreca tutto Gabriele Raso, classe 2003, prova un tiro dalla distanza. Evidentemente Canonico ha raccomandato ai suoi uomini di provare i tiri da lontano contro il Catania, in considerazione del fatto che la difesa del Catania l'uno contro uno diventa particolarmente impermeabile, e diciamo che il San Luca a freddo nei primi minuti, dopo aver subito il gol di Russotto, è andato a pareggio proprio con un tiro dalla distanza, quello realizzato da Fiumara, pallone che si è insaccato alle spalle di Beters. Poi di giustezza il Catania in due circostanze vicino al gol, la prima con Chiarella e poi con il gol di Vitale sul lancio di Russotto, ha rimesso nuovamente le cose in chiaro, ma la partita rimane comunque godibile e aperta. Castellini con le mani, ora Pisarda rimane un passo indietro sull'altro fronte, Vitale invece insegue il pallone, guadagnato qualche metro per il Catania, sempre Castellini, si fa vedere Chiarella a ridosso del limite della regola, mentre attenzione viene praticamente superato da Spinaci. Rizzo, poi ancora il movimento di Jakovlev che poi spreca tutto quanto lanciando un pallone nella terra dei tifosi del Catania, direttamente fuori. Catania ne potrà usufruire di questa rimessa con le mani anche per evitare i cali di tensione, soprattutto a centrocampo, dove il San Luca si dimostra essere particolarmente agguerrito, e ovviamente quello che perde nella fase difensiva 3 la guadagna probabilmente in un centrocampo più rimpolpato. Occhio a Castellini, perché Battista deve essere seguito da lui, dai e vai con Fiumara in questo elastico, in questa cerniera del segmento di destra che è stato quello finora prediletto dalla San Luca. Agustinale, poi sempre lui, Battista, rimessa con le mani, pallone messo fuori, l'uruguagio Ale, lo scambio con il capitano Carbone, si faceva vedere Greco, poi preferisce scaricare sull'altro fronte per Raso, avanza palla al piede il giocatore con la maglia numero 14 del San Luca, due rimbalzi, il controllo di Castellini e poi la sfera che aggiunge a Beters. È un momento di stanca di questa partita, hanno corso tanto le due squadre nei primi 20 minuti e adesso c'è il fallo sempre di Battista su Castellini. Bel duello su quella corsia, non so Marco Carli come la vive, perché la sta vivendo proprio in presa diretta, lui a pochissimi centimetri da quell'area tecnica che demarca il bordocampo dello Stadio Macri.
Marco. È proprio così, con Ferraro che dà indicazioni soprattutto sulla sistemazione della squadra in fase di non possesso. Dicevi prima che il San Luca sfrutta molto la parte destra, diciamo la zona destra del campo, ma anche il Catania in questa fase della partita sviluppa molto il suo gioco a sinistra. Ricordiamo che insomma il Catania di solito con formazione naturale fra virgolette ha sempre sfruttato la destra di più in questo inizio di campionato. Dunque, come dicevi tu, tanti bei duelli da questa parte con Castellini e Russotto protagonisti e con Battista e Fiumara dall'altra parte. Diciamo che Russotto è particolarmente ispirato, un gol e un assist per il raddoppio. In mezzo ovviamente le belle giocate da parte di Chiarella e l'assist di Rapisarda, mentre spazzano lontano quelli della San Luca. Servizio di Raso che preferisce indirizzare fuori e si riprende quindi dopo una deviazione del Catania con una rimessa con le mani, non sanno a chi darla, mentre ci sono attimi di partita in cui i giocatori si parlano. Rapisarda di testa tra due avversari, poi alla meglio comunque ancora una volta il Catania con Vitale che viene comunque toccato duro. Non ci sono però gli elementi per fermare il gioco per il calcio di punizione. Parte Fiumara, scarico poi ancora sulla corsia di destra, arriva con un taglio, una diagonale, insomma con i piedi Peters, raggiunge poi la sfera Russotto, la gira dalle parti di Sarao, la posizione è regolare quella di Sarao. In seconda battuta riconquista nuovamente il pallone, poi c'è il fallo su di lui da parte di Fiumara, cartellino giallo, è l'ennesimo fallo che subisce Sarao, giocatore che ovviamente deve fare a sportellate. E adesso il capitano della San Luca Carbone che parla proprio con il direttore di gara, arbitro che finora non aveva estratto i cartellini, ma avete rivisto nuovamente dalle immagini il fallo su Sarao. È stato più un fallo di reazione, di frustrazione, perché Sarao è ritornato sul pallone. Non c'è astio comunque con Amilcare Fiumara. C'è invece il calcio di punizione che il Catania sta per battere, mentre i tifosi e la formazione rosazzurra si portano i decibel in alto in questo stadio, che invece vede ammutoliti quelli della San Luca. Francesco Lodi con il piede sinistro, solita fila di giocatori della Catania, tutti a ridosso del punto in cui spioverà il pallone dalla lunetta che demarca l'area di rigore, tutto a destra. Si fa vedere in movimento, chiamano lo schema invece perché il pallone, il servizio arriva per Russotto. Ultimo tocco è stato di Effiane, ma l'arbitro invece lo dà a Russotto e quindi si riprenderà nuovamente a giocare con una rimessa al fondo campo. Difatti Vittorio Antonino, l'estremo difensore della San Luca, piazza il pallone per il calcio di rinvio. E adesso Catania che preferisce evidentemente non accelerare, soprattutto non esporsi alla manovra invece di ripartenza da parte della San Luca. E visto che c'è un attimo di stanca, perché non fare stancare anche Marco Carli? Marco. Esatto, anche perché ti segnalo una curiosità. Proprio poco fa avrete notato uno scambio di palloni, no? Esce un pallone, ne entra un altro. È stato l'allenatore del Catania che ha fatto cambiare la sfera perché troppo sgonfia praticamente. È entrato l'altro pallone, sgonfia un po' anche quello. Allora Ferraro si è rivolto a Canonico e gli ha detto: mister, li facciamo gonfiare un pochettino questi palloni che sono tutti sgonfi. Lo faranno, non lo faranno, non lo sappiamo, ma intanto questa curiosità ve la segnaliamo. Grazie, ovviamente, ma succedono anche queste cose. Mamma mia, la galoppata, c'è un altro cartellino giallo, dice che ha beccato il pallone Domenico Carbone, ma non è così, perché è stato bravissimo Chiarella a prendere lo spazio e la velocità e permettere poi, vedete, Carbone di andare sul contrasto con l'uomo. Questa è l'immagine stretta, ma la lunga rincorsa dell'esterno di tre quarti del Catania rimane sicuramente una freccia nell'arco importante del tecnico Ferraro. Averlo ritrovato in questo stato di forma sicuramente permette a Ferraro soluzioni importanti, soprattutto sulle due corsie e soprattutto con un Andrea Russotto che in questo momento trova probabilmente il suo standard migliore. Salta Lorenzini all'interno della rigore, poi arriva Sarao, il pallone però si è già perso fuori
L'arbitro aveva fischiato comunque il calcio di punizione per il movimento scomposto da parte di Lorenzini. Battuto il calcio di punizione all'interno della rigore con Vittorio e poi a sfera Fiumara, uno dei due giocatori ammoniti, nonché l'autore del gol. Il pressing su Ale da parte di Russotto. Greco se la deve vedere, si fa vedere invece Jakovlev, giocatore che comunque ha un buon passo ma anche dotato di una discreta tecnica. Francesco Lodi per Rizzo, si è visto poco in questa partita. Rizzo, Lorenzini, Somma, per loro ordinaria amministrazione, da rivedere ovviamente nell'azione del gol del San Luca. Poi Francesco Lodi, fari spenti per Vitale, Castellini, lo scambio per Russotto e maniere forti e un altro cartellino giallo. Questo sì, questo ci sta tutto perché palla lontana, intervento con l'arbitro girato un po' cattivo rispetto agli altri più tattici, questo più per far dolore, più per far male. Condividiamo in questo caso la scelta del direttore di gara, indipendentemente dall'aspetto praticamente, non dico innocuo, ma non così violento da parte del giocatore, che adesso continua a parlare con il direttore di gara, gli spiega che non era sua intenzione colpire a sguardo distante l'esterno di centrocampo del Catania, ma l'arbitro ha estratto il cartellino giallo. Domenico Carbone ha finito di parlare con il direttore di gara. Russotto nel frattempo si è ripreso il pallone, doppio passo per Russotto, il lancio lungo la corsia di sinistra per Castellini, arriva poi la possibilità per Chiarella, lo stop di petto all'interno della rigore tra due uomini, il rimpallo lo favorisce, poi una serie di rimpalli ancora una volta pasticciano, arriva Sarao ma con fare scomposto, pallone che resta ancora vivo per qualche istante. Ultimo tocco comunque dei giocatori del Catania. Francesco Lodi applaude comunque in questa azione particolarmente confusa. All'interno dell'area di rigore si era fatto vedere Castellini, che aveva suggerito, e inquadratura ovviamente per il tecnico della Catania, che torna ad indossare la casacca rossa. Oggi non abbiamo problemi con i colori delle casacche, così come era avvenuta la settimana addietro con la sua felpa verde. Torniamo nuovamente al rosso, quello che ha accompagnato buona parte di queste giornate di campionato trascorse. Catania che accenna al pressing, lo fa sul movimento poi di Greco, giocatore evidentemente ritenuto forse l'anello un po' più debole della linea difensiva, ma attenzione, Efiane, il marocchino, lancio sulla destra per Battista e qui c'è il fallo e c'è il cartellino giallo per par condicio. Se lo becca Andrea Russotto, sorride al direttore di gara senza protestare, è quasi, diciamo, una legge del contrappasso per quanto riguarda le ultime due decisioni prese dalla direttore di gara. C'è qualcuno che però dalla panchina della San Luca che viene redarguito dal direttore di gara. Che succede, Marco? Sì, anche perché c'erano state lamentele per l'ammonizione precedente combinata al giocatore del San Luca. Appena cessato il fallo di Russotto, dunque tutta la panchina del San Luca si è alzata in piedi, ovviamente Canonico per primo, per richiedere l'ammonizione di Russotto, che puntualmente è arrivata. Che è arrivata e dunque poi insomma l'arbitro ha tentato di rimettere le cose a posto, mentre Ferraro proprio qui vicino a me va a dare delle indicazioni, come sempre fa sui calci di punizione per la squadra avversaria, per sistemare i giocatori. Attenzione al sinistro di Raso, che proprio per battere questo calcio di punizione lo fa utilizzando il pallone direttamente in porta. Facile ovviamente l'intervento di Beters. Andrea Russotto, giocatore ammonito per il Catania, l'apertura per Chiarella, che stop di Chiarella, poi non può fare tutto da solo, arriva anche Jakovlev ad aiutare il compagno di squadra, sfera per il capitano Carbone, passano tutti da lui
i palloni sulla linea mediana del campo, ovviamente il metronomo avanzato di questa squadra. Francesco Lodi, vitale, il taglio per Russotto, mamma mia il dai di Russotto col destro, lo strattona Battista. Per l'arbitro non ci sono gli estremi del fallo, poi invece fischia sull'intervento di Fiumara ai danni di Vitale. Fiumara dice non ho fatto nulla, c'era probabilmente la trattenuta su Russotto, batte Lorenzini e quindi evita il proseguo di proteste. Poi Castellini sul settore di sinistra, la chiusura su di lui da parte di Battista, il pallone che va in calcio d'angolo, sta per batterlo il Catania. Siamo sulla fronte offensivo di sinistra, ridosso alla tribuna A dello stadio Macri di Locri, e Russotto con passo felpato va praticamente sul punto di battuta. Sicuramente chiamerà lo schema con Francesco Lodi, che in questa fase e di tutta evidenza si defila, batterà col sinistro. Lodi invece reputo che parta col destro. Andrea Russotto nella zona di campo che noi non riusciamo a vedere, lo scambio corto, poi Lodi perfeziona il tiro, la girata di testa da parte di Vitale, pallone che si perde fuori in uno schema, passaggio corto per capitano del Catania, spiovente in area di rigore, di testa. E adesso la partita si è un po' spenta dopo le fasi iniziali. Il Catania è in vantaggio, ricordiamolo, così come dice la nostra grafica, per 2-1 tutta la partita, o quantomeno il meglio di questo primo tempo si è sviluppato nei primi 20 minuti di gara. Dopodiché il Catania però dopo non ha più forzato particolarmente per cercare di chiudere anzitempo il match, così come era avvenuto nella scorsa partita di campionato, quando aveva chiuso il primo tempo con 3 gol di vantaggio. Capitano della San Luca Carbone, solito appoggio per Jakovlev. All'indietro Greco scarica per il centrale Ale, non sa chi dare il pallone Ale, si fa vedere Carbone, preferisce invece tornare nuovamente per Greco. Lo scambio per Ale, difficile andare avanti, si preferiscono i lanci lunghi con Lorenzini che chiude in diagonale, ma Castellini era comunque pronto. Russotto che viene superato con un fallo da parte dell'argentino Reinero. 5 gol per lui in questo campionato. L'arbitro attento, comanda il calcio di punizione, battuto, poi Lodi per Rizzo, con calma Rizzo da parte di Somma, poi Lorenzini, mentre i tifosi del Catania ovviamente inneggiano. Andrea Russotto, stato di grazia del numero 7 della Catania, prova praticamente la sgommata, non gli riesce. Battista, attenzione perché c'è lo scambio sul corto con Efiane, arriva Castellini, mette un punto esclamativo, pallone a Beters col sinistro, poi Somma ancora col sinistro per Rizzo, Francesco Lodi, Lorenzini, e mentre Vitale deve cercarsi lo spazio preferisce scaricare per Lodi, si fa vedere Rapisarda e soprattutto ancora una volta Chiarella che guadagna una rimessa con le mani. Noi diamo la linea a bordo campo a Marco Carli. Parlavi di sgommata prima, no, di Russotto che si è esatto, e si è lamentato anche un po' con il campo, insomma non gli è piaciuto, non gli piace molto questo terreno di gioco. Intanto aspetta, ti ridò la linea. Attenzione perché c'è Rapisarda dopo lo scambio con Sarao, scontro con un fallo che l'arbitro fischia a favore della Catania, protesta da parte dei giocatori della San Luca. E poi capitano, guardiamo un attimo, e sì, arriva con la punta del piede Battista, l'arbitro vede tutto quanto e comanda il calcio di punizione. Non ci sono altri provvedimenti disciplinari, possiamo rivedere nuovamente quest'immagine, mentre ancora rimane sicuramente la disposizione del direttore di gara, che ovviamente non ha cambiato idea. Mancano 35 secondi alla fine di questo primo tempo, risultato ricordiamolo
è quello di San Luca 1, Catania 2. Questa è la mattonella dove Lodi può far male, posizione centrale, ovviamente potrebbe batterlo anche un destro questo calcio di punizione, ma sapete che le gerarchie del Catania sono sempre quelle che prevedono il primo sul punto di battuta dei calci di punizione è il capitano, che adesso chiede al direttore di gara il rispetto della distanza. Non sono i 9,15 m, l'arbitro dice li ho contati io. Ricordiamo che qui non ci sono bombolette e quindi va tutto con l'occhiometro per evitare che i giocatori avanzino qualche metro o qualche centimetro, così come hanno fatto non appena l'arbitro non ha più visto, mentre Lodi lo batte con la sinistra e poi si lamenta ancora col direttore di gara, cioè è troppo corta questa barriera rispetto alla distanza regolamentare. Rapisarda, pallone che spiova all'interno del rigore, la parata di Vittorio Antonino. Non so se ci sarà recupero, Marco. Sì, un minuto di recupero, è cominciato da qualche secondo. A te. Benissimo, era evidente, ma potevano essere anche 2 minuti di recupero. Vitale ha provato a lanciare, ma nella terra di nessuno. Sarao dice vai, non preoccuparti, restituiamo palla pertanto agli avversari. Torna nuovamente Vitale, il controllo e poi l'arbitro fischia 2 volte, manda le formazioni negli spogliatoi. L'arbitro è pronto per il fischio d'inizio di questi secondi 45 minuti che partono con la battuta del San Luca e la Catania, che gioca con questi uomini, Beters e Trelegni, Rapisarda e Castellini sono i 2 esterni, molto meglio Rapisarda, un po' meno Castellini in questi primi 45 minuti che abbiamo finito di commentare. Somma e Lorenzini 2 centrali della linea difensiva, Rizzo, Lodi e Vitale. Probabilmente ci potrebbe essere un cambio proprio su Rizzo, probabilmente potrebbe anche essere incaricato qualcun altro, penso a Palermo, lì sulla fascia di centrocampo. Vitale autore del gol, Chiarella, Sarao e Russotto sono i 3 invece del fronte offensivo della Catania. Russotto ha realizzato il gol, l'abbraccio da parte di Sarao è significativo di una coesione comunque del gruppo, nonostante l'attaccante con la maglia numero 99 del Catania sia a secco di gol, mentre attenzione all'interno dell'area di rigore ancora Chiarella ispiratissimo, poi si va a vedere Castellini, limite dell'area di rigore di testa, raccoglie invece sull'altro fronte il lungo rinvio Ariel Reinero, l'argentino, lo stop di petto, poi il pallone che comunque precipita oltre la linea dell'out. E questo è praticamente il Catania. Vediamo invece il San Luca con Vittorio Antonino, Trelegni, con una difesa 3 con Ale, Fiumara e Greco sulla linea dei difensori, con Battista che è stato davvero una piccola spina nel fianco della linea difensiva del Catania. Non ci si aspettava probabilmente questo comportamento tattico da parte dell'onorabilissimo San Luca, con Spinaci, capitano Carbone, uomo tutto campo, e Gabriel Raso sull'altro fronte. Poi si è visto tanto Jakovlev, ma ovviamente poca roba per lui, molto meno Efiane, il marocchino. Reinero a secco di gol per lui, per l'argentino, 5 gol, mentre il Catania all'interno dell'area di rigore, il dai e bai, Sarao arriva praticamente con le marce lunghe, non raccoglie il pallone. Peccato, non è un gran momento di Sarao, diciamolo chiaramente, si dispera perché anche in questo caso andava probabilmente a rallentare per andare a cercare poi il tiro vincente. Jakovlev, lancio in avanti, la chiusura da parte di Lorenzini, poi Rizzo, lo scambio con Rapisarda, ancora Jakovlev, ancora Rizzo, l'anticipo però in velocità molto aggressiva il San Luca nelle fasi iniziali di questa ripresa, così come era avvenuto all'inizio dei primi 45 minuti di questa partita. Il capitano Domenico Carbone, poi arriva da autorevolezza Andrea Russotto, spedisce il pallone nella terra però troppo profonda, lo rincorre Raso, aspetta che arrivi fuori, si l'ha fatto vedere ma era sicuramente fuori alla portata. Chiarella riprende pertanto il San Luca, siamo all'altezza della tre quarti difensiva, lo scarico sulla fronte di sinistra, poi lo scambio ancora con Domenico Carbone, ammonito nei primi 45 minuti, l'uruguagio Augustinale, poi Greco, terzo dei centrali difensivi, si fa vedere Raso alla sua sinistra,
non ci sono però vie di sbocco, il Catania aspetta l'avversario tutto rinchiuso all'interno della propria metà campo. Vitale prova ad intercettare Reinero, all'indietro ancora per Greco, giro palla, scivola Greco, rimane ingannato Sarao, recupera pertanto il difensore classe 2001 della San Luca, poi Augustinale, e ancora Greco. Non pressa il Catania, aspetta che sviluppi l'azione il San Luca. Carbone, il taglio lungo il corridoio di destra, rincorre però la sfera Castellini, lo scambio con Lorenzini, recupero, palla che viene però allontanata senza costrutto, distanze che non stanno però colmando i centrocampisti del Catania. Rizzo in leggero ritardo nella circostanza e il San Luca poi perde il pallone, lo guadagna il calcio, la rimessa con le mani il Catania, e dovremmo probabilmente registrare qualcosa in chiave di organizzazione del gioco. Il Catania può sicuramente fare il bello e il cattivo tempo, partita iniziata sotto un sole davvero primaverile qui all'Ocri. Adesso sono arrivate le prime nuvole, non ci sono più ombre all'interno del rettangolo di gioco dello stadio Macri di Locri. Si lotta a centrocampo e poi rimane contuso Sarao sull'intervento involontario di Spinaci. Si rialza il numero 99 della Catania mentre il pallone spiove da parte di Castellini. Vitale, dobbiamo costruire piuttosto che rinviare a Tamburelli. Chissà quali sono le indicazioni da parte della panchina della Catania, visto che il pallone va fuori. Lo chiedo subito a Marco Carli. Indicazioni che sono arrivate poco fa da parte di Ferraro, che ha detto alla difesa di alzarsi, insomma in generale alla squadra di alzarsi un pochettino di più, di non farsi schiacciare dal San Luca in questa prima fase di ripresa. Ti dico che nel Catania si stanno scaldando De Luca e Palermo. Durante l'intervallo ho visto Lele Catania che dava delle indicazioni a Palermo, può essere lui magari il primo cambio, ma per il momento sono lui appunto e De Luca che si riscaldano nelle fila rosso-azzurre. Lo abbiamo ipotizzato proprio in apertura di questo nostro collegamento con Rapisarda, con la pianta del piede arriva invece Chiarella, sull'altro fronte con calma Castellini per Rizzo, ha tutto un cerchio di centrocampo a sua disposizione, può tornare nuovamente alle parti di Castellini, si fa vedere Andrea Russotto, il dai e vai con Castellini, il pallone che spiova all'interno dell'area di rigore. Ora Sotera, Lodi però non chiude l'azione e poi due rimpalli, Sarao non ci arriva. È di tutta evidenza che basterebbe un gol per Sarao per riprendersi anche da questo stato di, chiamiamolo così, piccola rassegnazione. Non se la merita, è un giocatore che ha speso tantissime energie dall'inizio di questo campionato, ma ricordiamo che all'attaccante servono i gol e probabilmente con questo stato d'animo non si riesce probabilmente a sbloccare l'attaccante. Ferma quota 3 della formazione rossazzurra. Giro palla per il San Luca che, dicevamo, sta comunque ha organizzato bene questa partita, al di là ovviamente dell'evidente gap tecnico che divide le due formazioni, ma 6 punti dovessero essere sintomatici del risultato. Questa partita doveva già concludersi nel primo tempo con un punteggio ben superiore per il Catania, invece anche merito del San Luca avere iniziato i primi 45 minuti con 20 minuti di grande velocità e organizzazione di gioco, anche con l'audacia di trovare il gol al 6° minuto, il gol del pareggio con Fiumara. Riparte il Catania con Russotto per Vitale, lato corto dell'area di rigore, il controllo di Vitale, il dai by, poi ultimo controllo però del 24 della Catania, la sfera si perde fuori. Con calma Vittorio Antonino, le immagini ovviamente indugiano sul ritrovato Vitale, ritrovato in campo, ritrovato anche al gol, non gli è mancato assolutamente nulla. Certo chiederemo poi il perché di quel
gesto del silenzio al momento del gol, a meno che non ci ha ingannato la nostra ripresa, ma la sensazione è stata proprio questa. Con invece Chiarella che si fa vedere sul lato di destra del campo, la chiusura su di lui è stata di Gabriele Raso, rimessa con le mani, che Chiarella scambia con Rapisarda, si sposta Chiarella, sarà lui il destinatario della rimessa con le mani. Sarao l'ha girata direttamente sul fronte dove Vitale non può raggiungerla, pallone troppo tagliato anche per l'intervento a intercettare diagonalmente il campo da parte di Russotto. Jakovlev per Raso, prova a ragionare il San Luca, il Catania lo aspetta, aspettiamo probabilmente anche noi qualche giocata senza che bisogna aspettare il momento in cui il San Luca perde il pallone, sperando che il Catania riprenda le chiavi del gioco e soprattutto del centrocampo. Ovviamente però diciamo pure che Betters, siamo al 54esimo minuto di questa partita, nei secondi 45 minuti non ha praticamente toccato pallone. Possesso palla invece del San Luca e scambi ravvicinati. Ovviamente il San Luca basa tutto sul supporto di Domenico Carbone, per lui 3 gol in questo campionato, ma anche grande voglia di dimostrare di essere un capitano sempre presente. Attenzione, perché il San Luca all'interno dell'area di rigore arriva con attenzione Somma, ma avevano tagliato bene l'area di rigore. Riparte il Catania con Chiarella, Chiarella avanza, palla al piede, viene chiuso in scivolata. Greco si prende gli applausi del pubblico amico, poi arriva Fiumara, giocatore ammonito, interessato Jakovlev, l'ala sinistra, giocatore ucraino che comunque si è creato il suo spazio in questa partita, giocatore che ha buona fisicità. Ancora però Domenico Carbone che prova stavolta a tagliare il campo sull'altro fronte dove si era fatto vedere Renzo Spinaci. Sarao, Rizzo, Chiarella, cambi che tardano per il Catania. Potrebbe entrare De Luca al posto di Sarao e poi probabilmente qualcosa anche a centrocampo. Chiarella per Lodi, Lodi il controllo col sinistro all'interno del rigore per Vitale, all'indietro per Rizzo, prova a caricare il destrone Rizzo, intervento da parte di Vittorio Antonino, il pallone centrale non gira, arriva invece il guantone e Rizzo ovviamente si dispiace un po', aveva provato ad indirizzare il pallone mirando bene, ma è arrivato Vittorio Antonino, parata non difficilissima per lui, poteva anche andare a cercare l'incrocio, ma da quella posizione ha fatto quanto di meglio non poteva. Si fanno sentire, come sentite, come ascoltate, come il sottofondo di questa partita. Ancora una volta i tifosi della Catania, calcio d'angolo battuto, pallone che danza davanti alla linea di porta, poi nessuno riesce ad intervenire e attenzione perché c'è la ripartenza da parte della San Luca, diagonale da parte dei Castellini, perfetta sul movimento di Andriy Jakovlev e poi palla messa fuori. Infortunio per un giocatore della San Luca, si è rialzato Efiane, giocatore marocchino, poca roba per lui in questa partita e probabilmente primi segni di affaticamento muscolare, ma francamente non sembra una squadra arenata terzultima in classifica. Marco Carli, le sostituzioni. Le sostituzioni che arrivano in casa Catania con i 2 giocatori che abbiamo anticipato in precedenza che entrano sono Palermo e De Luca. Palermo prenderà il posto di Lodi, sta già uscendo il capitano del Catania con l'ingresso di Palermo, mentre De Luca entrerà al posto di Russotto. Allora entra De Luca ed esce Russotto, autore sicuramente di un buon primo tempo. Andrea
nei primi 45 minuti, autore anche di un gol, ed esce Francesco Lodi, sicuramente buona la sua prova di oggi, ma non all'altezza probabilmente delle sue ultime prove che l'hanno visto davvero essere il detentore assoluto delle chiavi del centrocampo. Maglia 17 per Giuseppe De Luca e ovviamente ingresso in campo di un giocatore che a noi piace tantissimo, maglia numero 23 per Marco Palermo. A questo punto Rizzo andrà con ogni probabilità nella parte più centrale del centrocampo. Vitale, i due andranno in una fase di maggiore sovrapposizione con i 4 difensori, mentre attenzione perché c'è il San Luca che approfitta di un errore della Catania, pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, ma prima che entri arriva la deviazione di Lorenzini, posizione però irregolare sul passaggio di ritorno. L'arbitro alza il fischetto, lo porta in bocca, ferma il gioco per comandare la ripresa dell'operazione a calcio di punizione per il Catania. È passata un'ora quasi dall'inizio di questa partita. Il risultato, amici telespettatori che ci state guardando da Catania, da tutta quanta la Sicilia, buona parte della Calabria, da tutta Italia e dal mondo, con questo risultato di 2-1 il Catania probabilmente è chiamato anche a chiudere la partita con il San Luca. In questi momenti, passata un'ora, 15 minuti trascorsi dei secondi 45 minuti, con poche occasioni, pochissime, 0 per il San Luca, qualcuna per il Catania, ma bisogna probabilmente essere più cattivi, più cinici, più incisivi, non sottovalutare mai l'avversario che, ripetiamo, al cospetto dei punti in classifica ha dimostrato finora di giocarsi questa partita con il massimo dell'orgoglio. Uscita con attenzione da parte di Beters. Certo che il San Luca, hanno detto i dirigenti, sarà la prima e speriamo anche l'ultima volta che incontriamo il Catania. Il nostro palmarès è quello della vittoria di Coppa di Calabria la stagione 99-2000, Coppa Italia dilettanti nel 2019-2020 e uno dei record della Sanluchese sicuramente quello della stagione 2018-2019, quando realizzarono questi ragazzi 134 gol del campionato promozione calabrese, e superando il record italiano di gol segnati in una stagione fino a quel momento detenuto dal grande Torino. Ma il migliore piazzamento per il San Luca rimane la semifinale playoff nella stagione 2020-2021. È normale che la dirigenza abbia voluto celebrare l'incontro e il match con il Catania con questa maglietta commemorativa che questi ragazzi sicuramente conserveranno come un cimelio prezioso. Rizzo, nel frattempo, fasi spente della partita, ne abbiamo approfittato per raccontarvi anche qualcosa in più della San Luca. Palermo, il controllo di Palermo, l'anticipo su di lui, ma poi arriva Chiarella, lo scambio con Rabisarda, la chiusura là davanti. Attento, Gabriele Raso mette il pallone fuori. Catania che dovrebbe mettere il piedino sull'acceleratore. L'inserimento di Palermo porta il Catania ad avere una linea mediana con Vitale e Rizzo, ma Palermo può, ovviamente deve dare un impulso offensivo superiore. E là davanti l'uscita di Russotto, l'inserimento di De Luca porta il Catania ad avere probabilmente qualcosa in più sul fronte offensivo centrale. Prova la battuta Sarao, non è il suo momento e si perde il pallone distante non moltissimo dalla linea della porta difesa da Vittorio Antonino. Nel frattempo arrivano anche le sostituzioni del San Luca.
Marco. Arriva il primo cambio in casa del San Luca con Canonico che decide di fare entrare il numero 25 Giampaolo al posto di Fiane Ayoub. Dunque questa è la sostituzione, la prima sostituzione per il San Luca. Per quanto riguarda il Catania invece in questo momento si stanno scaldando Pedicone, Boccia e anche il giovane Privitera. Bene, è uscito il marocchino Efiane, giocatore che aveva dato segni di non farcela, aveva dato già i primi segnali all'inizio di questi secondi 45 minuti. Non è stata ovviamente una partita da incorniciare per il giocatore marocchino, ma doveva vedersela con una delle più forti difese di questo campionato. Entra Giampaolo che di mestiere fa praticamente proprio l'attaccante e prova ovviamente a mettercela tutta il tecnico Pasqualino Canonico della San Luca, non abbassare la guardia e mettere probabilmente qualcuno che ha centimetri in meno ma ha un passo probabilmente più veloce. Ci riferiamo ovviamente a Giampaolo. Proverà a scardinare, palla al piede la difesa del Catania e poi sull'asse con l'argentino Reinero. Giampaolo aveva conquistato un pallone, lo scambio per Reinero che aveva la possibilità invece di fare un dai e vai nei confronti del compagno di squadra con la maglia numero 25, lui che già comunque il vizietto del gol. Ricordiamo che il San Luca oggi è privo del giocatore probabilmente più rappresentativo che è Leveco, ma il capocannoniere rimane sempre Ariel Reinero. Ha provato il tiro, pallone che si è perso comunque distantissimo. Jakovlev, palla che si alza a campanile, non esce fuori. Palermo prova a rintracciarla, poi provano a domesticarla quelli del San Luca. La sfera però si perde fuori, non riesce a raggiungerla. Ancora una volta giocatore ucraino, Rizzo la alza. De Luca si è messo in posizione centrale, lo scarico per Chiarella, lo scambio con proprio De Luca. Rapisarda prova ancora a destra seguendo i suggerimenti di Lucio Tosto, ovviamente involontari, dalla nostra sede di Catania. De Luca mette il pallone al centro, l'anticipo ancora una volta su Vitale, poi Palermo che intercetta il pallone in posizione comunque regolare. L'arbitro si avvede di tutto, comanda il calcio di punizione a favore della formazione di casa, ricordiamo sta giocando qui nel terreno di gioco dello stadio di Locri, proprio perché il campo del San Luca è interessato da un'operazione di risemina e quindi oltretutto in coincidenza con l'arrivo di tanti tifosi del Catania, sono oltre 1000 quelle che avete visto e che stanno colorando di rosso ed azzurro lo stadio di Locri per questa partita che ospita il San Luca, ma tra un mese torneranno sicuramente per rivedere invece il big match, chiamiamolo così, tra la prima e quella che attualmente è la seconda in classifica. Attenzione, perché vi abbiamo detto che da quelle parti, largo a sinistra, il giocatore ucraino Jakovlev strappa gli applausi del pubblico locale. Dalla bandierina di sinistra si fa vedere Giampaolo. De Luca intercetta, ancora calcio d'angolo per il San Luca. Sul punto di battuta c'è proprio Raso e c'è lo stesso Giampaolo, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore e poi incredibile il colpo di testa e l'intervento non impossibile ovviamente da parte di Beters, ma si è aperto praticamente un fronte pazzesco nella linea difensiva del Catania. Errore ovviamente in questo caso del colpitore di testa e pericolo per il Catania, che dovrebbe scuotere secondo me un po' questa squadra, perché non dobbiamo dare probabilmente spazio al San Luca di organizzare la manovra di gioco, dovremmo mettere noi quelle che sono le dinamiche di questa partita. Chiarella nel frattempo, Trampi per lui,
Ricordiamo che non è al 100%, o meglio lo è, ma non ha tutti i minuti. La partita è rientrato la settimana dietro e c'è la sostituzione con difatti Marco Carli. Esatto, ce lo dice subito. Infatti esce Chiarella, entra al suo posto Boccia per il Catania. Nel frattempo si sta scaldando insieme a Privitera e Pericone, che avevamo detto in precedenza, anche Giovinco. Prima un po' si è lamentata la panchina del San Luca nell'occasione precedente, il colpo di testa poi parato da Beters, qualcuno ha invocato un fallo di mano, sono arrivate le controproteste della panchina del Catania, che ha detto a quel San Luca non è vero, insomma non c'è stato nessun tocco, non vi lamentate per questo. Intanto Boccia è entrato al posto di Chiarella. Diciamo che non è un cambio pezzo per pezzo, nella misura in cui ovviamente Chiarella è un giocatore che ha altre caratteristiche. Boccia sicuramente è un ottimo giocatore, ma vedremo adesso negli sviluppi di questa partita come verrà interessato per esempio De Luca, che adesso si è cercato lo spazio largo a sinistra e probabilmente qualcosa là davanti il Catania la deve fare, a meno che Sarao non si sblocchi, ma probabilmente anche largo a qualche giovane. Cerchiamo di vederli alla prova e vedere quello che succede, ma intanto si riparte con la giocata della San Luca, sempre il passaggio per Carbone, sempre attento il giocatore con la maglia numero 10, lo scarico all'indietro, non prese il Catania, Vitale ha corso parecchio, ricordiamo 2 settimane di stop forzato voluto dalla società per lui. Poi De Luca, che invece si è andato a cercare lo spazio a sinistra, e ricordiamolo ancora una volta l'ingresso di Boccia, che ci mette un po' di mestiere anche lui nel guadagnarsi una rimessa con le mani. Lorenzini, Vitale, si perde il pallone per un attimo, poi si rialza nuovamente Vitale, lo recupera aggressivo il San Luca con Spinaci, altrettanto il Catania, lo fa con Palermo, poi Boccia, chiusura tra gli applausi di Gabriele Raso. Bravo questo ragazzo, classe 2003, ha giocato comunque una partita diligente. Mentre vedo altro movimento nella panchina della San Luca, evidentemente Pasqualino Canonico ci tiene comunque a fare bella figura col Catania, non abbassa la guardia, ovviamente non fa indietreggiare d'un metro la sua squadra. La sconfitta è certamente il risultato che non pregiudica il futuro dell'allenatore in seconda, adesso promosso, Pasqualino Canonico, ma fare una bella figura col Catania invece gli garantisce probabilmente una maggiore permanenza come diretto responsabile dell'area tecnica del San Luca. Intanto c'è il calcio d'angolo per il Catania, lo batte Rizzo, pallone che spiova all'interno del rigore, lo recupera Boccia, controllo col destro, poi il pallone facile però per Vittorio. Non dobbiamo sprecare queste occasioni, perché potrebbero essere sicuramente foriere di maggiori e migliori risultati. Parte invece nel frattempo il San Luca, si era fatto vedere Giampaolo, ma Battista aveva ricevuto il pallone che adesso va a rincorrere. Ci sono sostituzioni in arrivo, Marco. Sì, esatto, parlavi prima di Raso, molto bravo sulla sinistra, ma si è fatto male, insomma non sta benissimo, per cui al suo posto entra Murdaca per il San Luca. Dunque questo è il cambio, Murdaca per Raso. Bene, non cambia però l'impianto tattico, perché Murdaca è un giocatore che tutto sommato riveste lo stesso ruolo, è un centrocampista di sinistra e quindi prende proprio il posto di Gabriele Raso, mentre attenzione perché il San Luca comanda mettendo un pallone all'interno della rigore, Lorenzini lo mette fuori a fari spenti, guadagna un calcio d'angolo. Attenzione perché il San Luca sta prendendo spazio e anche coraggio. Giampaolo dalla bandierina più profonda rispetto alla nostra postazione, ci sono 5 maglie bianche all'interno
dell'area di rigore del Catania. Attenzione ai calci piazzati, tutti a cercare la testa del capitano Domenico Carbone. Poi invece arriva Fiumara, lo scambio, l'apertura per Jakovlev e poi palla messa a terra, allontanata ma senza costrutto da parte del Catania, rispedita nuovamente all'interno dell'area di rigore, allontanata definitivamente da Lorenzini, rincorsa da Vitale che avanza, palla al piede. Vitale cerca di trovare lo slot vincente, invece gli ruba praticamente il tempo e la giocata Adrian Sena Battista. Che bel giocatore questo ragazzo, classe 2004, sta giocando davvero una bella partita per quanto riguarda e soprattutto nell'ottica di una squadra che è terzultima in questa categoria e in questo campionato. De Luca avanza, palla al piede, calcio con corto per il tentativo di interessamento con Castellini, poi recuperata la posizione da parte dei difensori del San Luca, pronti a ripartire ancora una volta cercando Adrian Sena Battista da una parte all'altra. Dopo la correzione da parte di Somma, pallone giocato con i piedi da Peters, spedito a Rizzo che sbaglia, però è costretto al fallo tattico Rizzo, per lui cartellino giallo e l'arbitro ha ragione di estrarre il cartellino giallo. E abbiamo visto che Rizzo in questa partita aveva probabilmente così la frizione leggermente lenta e adesso si era fatto sfuggire l'uomo, preferito spendere il cartellino giallo Rizzo e mettere praticamente la squadra al sicuro. Potevano ripartire da quella posizione i giocatori calabresi. L'arbitro attento alza il 334esimo cartellino giallo della sua carriera, comanda il calcio di punizione a favore del San Luca. Lorenzini svetta nella linea difensiva, ancora San Luca, attenzione perché Jakovlev, il doppio passo all'interno del rigore, poi prova a girarsi il giocatore ucraino, scaricato all'indietro, movimento da parte poi di Sena Battista che si è andato a collocare in una parte più centrale, nuovamente il controllo da parte di Murdaka, nuovo entrato Jakovlev e poi Vitale va a fari spenti. È un momento in cui questo Catania non ci sta capendo granché, stiamo dando al San Luca la possibilità di esprimere quelle movenze di gioco che in un certo qual senso portano Jakovlev a sprecare probabilmente una occasione che lui non si aspettava, pallone che spiove da destra e Jakovlev che non arriva con i tempi giusti per andare a calciare, quasi inciampa sul pallone, lo appoggia. Catania che deve chiuderla questa partita con De Luca, lato corta del rigore, il movimento di De Luca e poi vuole fare tutto quanto da solo e qui secondo me tecnico del Catania deve dare un segnale dalla panchina, affidandosi magari a qualcuno che abbia voglia comunque di giocarsela fino alla fine questa partita. Non sottovalutiamo gli avversari, assolutamente. Boccia De Luca, sbagliato un altro pallone e Jakovlev prova a recuperarlo, poi l'arbitro ferma il gioco e c'è tempo di sostituzioni. Marco, anche perché è arrivato il tempo di Giovinco che prenderà il posto di Sarao, per cui probabilmente con De Luca che andrà a fare la prima punta del Catania. Nel cambio precedente tu dicevi del discorso di Boccia, no? Boccia che ha preso praticamente il posto anche sul campo di Chiarella, per cui con caratteristiche certamente diverse, con la possibilità di incidere a livello difensivo, magari un po' meno a livello offensivo. Ecco adesso Giovinco con Sarao che esce, De Luca che va a spostarsi in mezzo. Le migliori fortune a Sarao gliele rinviamo la prossima partita, però è un paio che anche il ragazzo deve cercare di mettere un po' di coraggio negli interventi e soprattutto di determinazione, che ne ha bisogno anche e soprattutto dei gol degli attaccanti. Segniamo tantissimo ancora una volta con i trequartisti, con i centrocampisti, ci mancano i gol dei numeri 9 e dei numeri 99. Oggi ovviamente Jefferson
non è tra i convocati, anche per lui ovviamente l'augurio invece di una pronta e definitiva guarigione. Boccia recupera la posizione, prova adesso a mettere ordine anche nella linea dei difensori. Domenico Carbone, che ha giocato davvero una bella partita, tutta cuore e tutta muscoli, mentre il Catania ci prova con un pallone che calcia Vitale. Che parata da parte di Vittorio Antonino, ma che giocata quella di Vitale, ancora una volta la sua giocata preferita, il controllo con il destro e il tiro di sinistro. Guardate, controllo, pallone che gli gira a sinistra, incrocia benissimo e poi sul primo palo arriva l'intervento, il migliore di questa partita da parte dell'estremo difensore Antonino, Vittorio Antonino. Al minuto 78esimo il Catania si sveglia con la girata di Vitale e adesso il calcio d'angolo per la formazione rossazzurra. Al piccolo trotto il Catania con Giovinco, quasi a voler perdere minuti, insomma istanti preziosi. Non è da Catania questo comportamento, Catania dovrebbe invece pensare a chiuderla questa partita. Pallone che spiove all'interno del rigore, allontanato, poi Boccia allontana senza guardar nulla direttamente nella tribuna dove sono accomodati i 1000 e più tifosi giunti da Catania. San Luca che adesso manovra, pallino del gioco alla San Luca, e Catania che proverà ovviamente a chiuderla questa partita. Da una parte all'altra, cost to cost, c'è Peters invece, nonostante la buona volontà di Ariel Reinero, l'argentino, 5 gol per lui dall'inizio di questo campionato. Peters mette il pallone a terra, testa alta, guarda lo schieramento dei compagni, arriva dalle parti di De Luca, ma ovviamente lì a centimetri non siamo messi sulle stesse altezze di Sarao, e poi pallone che arriva dalle nostre parti dopo il lungo tocco. Con calma il Catania lo prende, lo scarica a somma, lo batterà invece con le mani Rapisarda. Vitale, autore di una bella partita, anche la giocata di prima, quella al 78esimo sul pallone raso terra, il controllo col tacco del destro, la girata col sinistro, la ricerca del palo più vicino, l'intervento dell'estremo difensore Vittorio Antonino a privarlo del gol del 3-1. Ancora Vitale prova a metterla sui piedi di Giovinco, Giovinco gliela chiede più corta piuttosto che un tiro, ci ha preso gusto Vitale, e questo diciamo che è un attacco quasi inedito della Catania, perché gioca a Boccia sulla corsia esterna con De Luca centrale e con Giovinco sull'altra corsia. È proprio De Luca che adesso prova a crearsi lo spazio. Palermo diventa il suggeritore più avanzato di questa squadra. Vitale, buona la sua partita oggi, altro che. Lo scambio dalle parti di Castellini, con calma a cercare di recuperare il pallone. Un po' stucchevole questa fase della partita, mancano però 9 minuti alla fine del match, il risultato pende a favore della Catania. Giovinco la mette con i giri giusti all'interno del rigore, altrettanto però di giustezza la risposta della linea difensiva della San Luca. Vitale con l'esterno poi all'interno dell'area di rigore può provare la battuta con il sinistro, che non è ovviamente il suo piede, quello di Palermo. Dal limite dell'area di rigore una serie di rimpalli, poi Giovinco ne vince uno, ne perde il secondo, poi perde il pallone il Catania. Attenzione alla ripartenza, devono chiudere sia Somma che Lorenzini, si fa vedere là davanti Reinero, non è raggiunto però dal passaggio del compagno di squadra, e adesso si fa sportellate lì in mezzo al campo. L'arbitro ferma il gioco a comandare un calcio di punizione a favore del Catania, che paradossalmente è rifiata, perché a furia di andare a colpi di fioretto
là davanti all'area di rigore rischia anche qualche ripartenza, e Marco Carli che di scherma ne capisce. Cerchiamo di capire che cosa invece Chiara si respira alla panchina del Catania. C'è Ferraro che se l'è presa un po' con boccia per l'azione precedente con il giocatore che è stato richiamato più volte per insomma prendere la posizione giusta in campo. Non era quella che gli aveva indicato Ferraro, e adesso Ferraro se l'è presa con lui. Per quanto riguarda tutto il resto sta succedendo quello che era successo nella partita precedente con Palermo. Va Vitale un pochettino di più a sinistra, sull'esterno di sinistra, per dare la possibilità a Giovinco di svariare, di presentarsi alle spalle dell'unica punta che in questo momento è De Luca. Andiamo a vedere quello che a questo punto succederà da qui alla fine di questa partita. Ne mancano 7 i minuti. C'è Giovinco, il controllo sulla corsia di sinistra per Castellini, si fa vedere Boccia di testa, ma sbaglia ancora una volta. 3 palloni, 3 giocate ancora non perfettamente allineate del numero 2 della formazione rossazzurra. Poi da una parte all'altra preferisce scaricare ed evitare pericoli maggiori Renzo Spinaci. Rimessa con le mani che somma subito effettua all'indirizzo di Beters, troppo tempestiva, perché quelli fanno anche il pressing e Beters ovviamente ha necessità di disfarsi immediatamente del pallone. Regaliamo pertanto una rimessa con le mani ai giocatori della San Luca, che francamente stanno ovviamente onorando, come è giusto che sia, questa partita. Al di là dei meriti della San Luca c'è ovviamente un atteggiamento della Catania che non è stato finora in grado di chiudere definitivamente il match, che propende ovviamente a favore della Catania, ma con un solo gol di scarto. Yakovlev, il controllo del giocatore ucraino dell'ala sinistra, vanno in 2, poi interviene anche Rapisarda, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia bianca dei colori giallorossi sociali. La rimessa con le mani affidata al Catania, e di minuti quando ne sono trascorsi 84 e 50 ne mancano 5 abbondanti, oltre ovviamente il recupero alla fine di questa partita. Interviene Palermo, si va a vedere Lorenzini, si va a vedere sul settore di sinistra anche Castellini. Il Catania deve costruire e soprattutto non deve dare comunque lo spazio agli avversari del contropiede della ripartenza, con la possibilità per Somma di scaricare su Rapisarda. Ancora una volta Lorenzini, giro palla stavolta il Catania, devono attaccare i 3 a quel punto della formazione della San Luca, tutto fermo lì in mezzo al campo, fin tanto che Lorenzini non scarica profondo, largo e in maniera imprecisa dalle parti di Antonino Vittorio, che rimane ovviamente onorato del passaggio effettuato dall'avversario e può fare ripartire la squadra. Si va a vedere invece nel frattempo De Luca, una operazione di disturbo proprio sull'estremo difensore della formazione di casa. Somma, buona la sua partita oggi, sicuramente all'indirizzo dell'unico riferimento offensivo centrale del San Luca. Buono anche Vitale, che ha giocato davvero una buona partita sinora, anche in fase di ripiegamento ha cercato di dare ordine alla manovra di centrocampo della Catania. Rincorre il pallone il migliore secondo me del San Luca, che è questo ragazzo classe 2004 Adrian Sena Battista. Buona fisicità per lui e soprattutto anche fiato che dura anche al minuto 86esimo dall'inizio di questa gara e di questo match. Ha ricoperto praticamente tutte e 2 le fasi della partita. Yakovlev, non c'è fallo, poi l'arbitro invece lo fischia, quello di Palermo all'indirizzo di Giampaolo, che si era fatto vivo da quelle parti. L'arbitro fa rettificare il punto di battuta del calcio di punizione, tutta arretrata. A questo punto la linea dei giocatori del Catania lo battono a sorpresa. Il calcio di punizione, quelli del San Luca, e ancora una volta Adrian Sena Battista che mette un pallone in velocità all'interno dell'area di rigore. Se fosse filtrato quel pallone all'interno sarebbero stati probabilmente dolori, perché erano pronti sul punto di battuta Ariel Reinero e sul punto di seconda battuta lo stesso Andriy Yakovlev. Buon momento per il San Luca, appannamento per il Catania, che adesso deve vedersela sui duelli e sugli scontri aerei. Ne esce comunque molto bene stavolta Boccia in 2 circostanze, con Giovinco che taglia per De Luca. De Luca avanza dalla piede, Luca avanza dalla piede, il tiro e il gol del Catania. L'assist di Giovinco e il gol che praticamente mette in cassaforte il risultato. Che uscita quella, e soprattutto che taglio quello di Giovinco, che in maniera molto altruistica
vede il compagno di squadra che non si fa pregare in quella posizione, mentre ci sono sanzioni disciplinari dalla parte della panchina del San Luca, ma fatto sta che rimane la bellezza di questo gol che chiude a questo punto il risultato e il match al minuto 87esimo. De Luca, uscita diciamo d'antologia della Catania dall'interno dell'area di rigore, con Boccia che ha recuperato bene il pallone. Questa è la parte finale della realizzazione di De Luca, ma è bella tutta quanta la costruzione, dal passaggio di Boccia all'assist che arriva anche per un destro a tagliare di Giovinco, che a testa alta vede il movimento del compagno di squadra, difesa sguarnita da parte della San Luca, ragazzino che aveva corso tantissimo, che non può andare a chiudere su quella posizione. C'è anche il cartellino giallo per De Luca, che si è tirato fuori la maglietta per andare a festeggiare proprio sotto la curva, adesso nuovamente assolata dei tifosi del Catania. È tornato nuovamente il sole all'Ocri ed è tornato in coincidenza del terzo gol del Catania, che ovviamente mette definitivamente in cassaforte il risultato quando mancano davvero una manciata di secondi alla fine del tempo regolamentare. Poi ci sarà il recupero e a questo punto chiedo a Marco Carli cosa è successo in panchina del Catania. Allora intanto ti dico che i minuti di recupero saranno 5, tanti complimenti per Boccia, perché sì, l'hai notato benissimo anche tu, è stato lui a recuperare il pallone in fase di ripiegamento, a lanciare poi Giovinco. Beh, insomma, poi sulla qualità di Giovinco nessuno ovviamente obietta. Grande lancio da parte del numero 32 del Catania, e poi De Luca che è andato a segnare e poi ha mandato baci anche verso la panchina e la tribuna. Adesso arriva proprio l'indicazione dei 5 minuti di recupero. Torniamo a segnare con gli attaccanti e questo comunque rimane un buon segno. Boccia, che non aveva iniziato benissimo la partita dal momento in cui era stato chiamato in campo, anche perché da quelle parti era sovrastato anche fisicamente dal reparto offensivo migliore finora messo in campo dal San Luca, però ha recuperato un pallone con grande maestria, con grande audacia, ma soprattutto con grande determinazione. Il servizio per la corrente compagno di squadra Giovinco, il taglio di Giovinco e poi l'autostrada verso il gol del 3-1 per De Luca, che da quella posizione non poteva non indirizzare il pallone raso terra alle spalle dell'estremo ed incolpevole difensore del San Luca, Vittorio Antonino. Ma il San Luca comunque rimane a testa alta in questa partita, rimane sconfitto ma sicuramente non umiliato dalla Catania. Ha giocato finora una partita tutta orgoglio, mentre un'altra posizione per Adrian Sena Battista, stavolta in posizione più centrale. Attenzione, una serie di rimpalli, poi ci arriva col piattone, si è scambiato di posizione Jakovlev, gli avevano preso le misure a sinistra, è andato invece a cercare fortuna lì a destra. Ancora palloni che devono essere utilizzati, rimessa con le mani per il San Luca, e tutto il Catania schierato all'interno della propria area di rigore, soltanto 2 ad andare in azione di disturbo sul giocatore che rimette il pallone nuovamente in area di rigore, Rizzo. Poi attenzione perché c'è un fallo subito proprio dal giocatore rosso-azzurro con la maglia numero 2. Boccia comunque nel frattempo si è rialzato e adesso davvero possiamo aspettare con maggiore tranquillità che scorrano i 3 minuti di recupero. 180 secondi alla fine di questa partita, 180 secondi per dire che ancora una volta il Catania ritorna ad una vittoria esterna in maniera consecutiva. Non succedeva probabilmente, se non ricordo male, dalla partita giocata con il Paternò, e quindi è un Catania che replica la vittoria con la San Luca, e anche in quel caso furono praticamente Russotto, l'autore del gol,
Rapisarda, che oggi non ha segnato ma ha realizzato l'assist che ha condotto il Catania, e il Catania torna, dicevamo, con un'affermazione che diventa la quinta in campo avversario in questa stagione, mentre De Luca, mamma mia, la parata da parte dell'estremo difensore della San Luca. Anche qui il Catania stavolta rischia il poker. Vittorio Antonino ci mette una pezza. Antonino il cognome, Vittorio il nome. Sul tiro di De Luca respinge, mentre Marco Carli sta vedendo un'altra sostituzione. Marco. Sì, perché è l'ultima del Catania, con Bani che prende il posto di Rizzo, che cede la fascia di capitano a Rapisarda, fascia di capitano che aveva avuto da Lodi poco fa, e dunque Rizzo che abbandona il campo per l'ingresso di Bani quando praticamente manca un minuto alla fine della partita. E quindi torniamo nuovamente alla vittoria esterna. Prima di questa il Catania aveva raccolto i 3 pareggi a Cittanova, la Mezzia Terme e San Cataldo, poi c'era stata la sconfitta a Santa Maria di Castellabate, e invece torniamo con la quinta in campo avversario. In questo campo ci torneremo tra quasi un mese per affrontare la seconda in questo momento del torneo del match. Ovviamente poi da studio ci daranno anche le indicazioni su quello che è accaduto, perché il Catania, che ancora oggi è a più 12, bisognerà capire quello che è accaduto sulle seconde di questo campionato e di questo torneo, che sono per l'appunto il Locri e il Lamezia, e cercare di capire se si è allungata o è rimasta invariata comunque la scia di distacco con le 2 seconde. E comunque sia, tra un mese circa verremo qui a Locri a giocarcela con un'altra forza importante di questo torneo e di questo campionato. Catania che chiude in crescendo, ovviamente il Locri e la San Luca ci ha provato, ci ha tentato, ci ha creduto fino a un certo punto di poter recuperare lo svantaggio di un gol, mentre ci sono scintille, ma a questo punto inutile esasperare gli animi. Comprendiamo ovviamente anche il senso di frustrazione di Amilcare Fiumara, giocatore che ha giocato tra l'altro anche una buona partita oggi. Ci hanno creduto fino a un certo punto, e adesso attenzione, perché Giampaolo, controllo di Giampaolo, primo tocco, e poi arriva a chiudere il Catania, ma l'arbitro, prima che il San Luca possa imbastire un'altra azione, mette fine alla partita, mette fine al match. Il Catania vince contro il San Luca